lei era Se la su, Peace of Mind. Se la su. Che tra le altre cose abbiamo notato anche con piacere che oltre ad essere brava, voce da miseria, è pure figa sta qua. È pure un patatone. Carina, sì. ci sta. No, bel pezzo, sì. Grazie di aver aperto anche noi un mondo. Consiglio di ascoltare poi il resto dell'album, c'è anche My World che è un pezzone, appunto Ragamuffin che è la title track, insomma spacca davvero, consiglio. Poi avete sentito, comunque si sente che è un genere musicale che risente di mille contaminazioni, no? Poi comunque in Belgio anche il rap va alla grande, quindi lei sicuramente si vede che ha dimestichezza con quello che fa. Però è figo perché secondo me non è un artista che ricalca qualcosa di già fatto, magari sì, ecco, come tutti, no? In alcune cose potrebbe ricordarti qualcuno, però ha un timbro di voce particolare, magari ecco, non il più bello mai ascoltato, però sicuramente una bomba, mischia un po' di cose, secondo me è forte. Per niente monotono, tra l'altro, cioè un po'. Infatti, poi c'è un po' di tutto, anche nel disco c'è qualche pezzo un po' più ragamuffin, altri pezzi un po' più soul, ancora più cantati rispetto a questo, e poi anche ibridi come questo, no? La parte più veloce, quando parte anche la cassa che viene raddoppiata. Secondo me anche a livello di produzioni è un ottimo disco. Bene, allora ti ringraziamo. Invece volevo chiederti, dato che siamo nell'ultimo spezzone, progetti futuri che hai in cantiere? Sì. Allora, noi dal fronte One Mic siamo attivissimi, perché comunque il disco è uscito ad aprile di quest'anno, si chiama Commerciale, ha fatto insomma un bel bordello, si può dire, perché siamo molto contenti, stiamo continuando a girare col tour, quindi chiunque vuole informarsi sulle date, quando capiteremo dalle vostre parti, basta che si connette sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. E quindi il mio progetto principale è portare avanti il discorso One Mic, sia a livello di tour che a livello di pezzi. A proposito di pezzi, e ve lo sto dicendo in anteprima perché lo diremo anche domani durante il live. Bella, quindi ci vuole un'accoglienza anteprima. Sta uscendo questo repack dell'album con 5 pezzi inediti, questi 5 pezzi inediti verranno anche confezionati a mo' di EP, quindi chi ha già il disco su iTunes si può andare a comprare, diciamo, come si usava a dire mi ricordo quando nei giochi di carte, l'espansione, ecco. Sì. L'espansione di Commerciale, sembrava che stavo cadendo in un baratro, invece no. Ho sentito quel silenzio preoccupato. No, poi quando ci sta a fare uno quindi, ci sta a fare. l'espansione di Commerciale, che insomma si chiama Cane di Paglia, l'EP, questa era l'informazione base, quindi andate a cercarlo, dal 8 novembre sarà in download su iTunes, e dal 15 uscirà in tutti i negozi di dischi, appunto, il Commerciale con questi 5 pezzi in aggiunta. Quindi stiamo lavorando sodo anche per questo, sicuramente le prossime date, e poi come One Mic ci sarà uno stop a livello discografico per il momento, anche perché mio fratello Rage ha iniziato l'ha annunciato da poco sulle sue pagine, ha annunciato la lavorazione del suo prossimo disco da solista. Quindi nel frattempo ovviamente sia io che Raiden non staremo con le mani in mano, quindi ci sarà una bella annata di prodotti One Mic, sia da singoli che da gruppo, quindi insomma restate sempre connessi, qua non si dorme mai. Quindi tra l'altro è uscito da poco il mixtape di Fish 2P, se non sbaglio. Sì, esatto, ogni mese raccolgono il The Best Of, ovviamente a livello club, cioè non è una roba molto underground, certo. Una roba un po' più clubbing, quindi insomma, per gli appassionati di genere si vanno a scaricare in free download, quella roba lì. È il mese di agosto, che è stato anche tra i più downloadati, quindi ha fatto oltre 6.000 download, che comunque per un tape di pezzi editi è comunque un buon numero. È ostato da me, il prossimo sarà ostato da un altro rapper italiano, quindi meglio di settembre, però anche tutte queste info vengono linkate o dalla pagina di One Mic o dalla pagina di Doner Music, quindi basta che ci seguite su Facebook e saprete tutto, quando, come, dove e perché. Invece domani ci sarà un evento esagerato, un eventone, all'Alcatraz. L'evento. Domani c'è l'evento. Esatto, all'Hip Hop TV Day, diciamo. Esatto, questo è il terzo compleanno di Pop TV, che è un'avventura che ha iniziato Brigante anni fa con la parte su Sky, praticamente, chi ovviamente tutti i fan del rap italiano lo sapranno. Il primo party era nato un po' anche per gioco, no? Se vogliamo, c'eravamo, io mi ricordo già c'ero come solista, non come One Mic, avevamo partecipato, l'evento fu clamoroso perché già c'erano tantissime persone, era pieno. Poi a lungo, infatti poi il secondo anno, l'anno scorso, venne organizzato coi Fiocchi e fu un successo. Per domani si aspetta veramente il mondo di doppiare il successo dell'anno scorso. Comunque gli artisti in scaletta sono
fra i maggiori del rap italiano. Ma sono tipo tutti quasi. Ma tutti, qualcuno è stato lasciato a casa, non so se per quale motivo, ovviamente comunque lo spazio è quello, il tempo è quello, più che altro quello, anche gli interessi di comunque durante una serata, magari di passare anche quello che durante l'anno poi loro passano a livello televisivo, perché è anche giusto che sia così, giustamente anche loro tirano l'acqua al loro mulino, però io posso spezzare una lancia a favore di Max Brigante, lo faccio sempre, perché comunque è un personaggio che si sbatte per questa cosa qua, la coltiva da tempo, non con poche difficoltà, tra l'altro io lo conosco molto bene, quindi insomma tira avanti con questo progetto qua che finalmente sta dando i suoi frutti, vuoi perché cresce è cresciuto il raggio d'azione del rap italiano, vuoi perché comunque il lavoro che viene fatto è molto serio, quindi insomma spinge tanto il rap italiano anche nel suo programma radio su 105, quindi insomma big up a Brigante, quindi domani venite tutti, arrivate presto perché ci sarà un bordello e i One Mic ovviamente saranno sul palco con uno show d'eccezione dove tra l'altro presenteremo anche in anteprima un pezzo dell'EP, quindi immancabile. Esatto, per cui c'è pure la chicca. C'è la chicca dei One Mic. Il sorpresone. Esatto. Perfetto direi. Perverso è una parola strana. Sì, che stavo ma noi d'altronde facciamo discussioni a 360 gradi. Sì, esatto. Questo è il fuori onda che mi stavo dimenticando di sputtanare il trap in diretta. Grazie. Sappiate... te l'ho ricordato io, giusto? Grazie, ti ringrazio. Nei prossimi mesi verrai castagnato per questo verrà, ma partiamo subito a dire che sappiate che noi facciamo discussione a 360 gradi, il trap ci tiene a farla a 90 gradi. Questa è una cosa che ha chiesto lui. Però lui, noi ci dissociamo. Noi Ragazzi, non è assolutamente vero quello che stanno dicendo, i mentecatti qua. Certo. Quindi invitiamo tutti all'evento di domani per chi può essere a Milano. Arrivate presto perché si riempirà. Ci sarà un casino. Se non sbaglio aprono alle 8. Se non sbaglio è già pieno. Sono prevendite, quindi tu o sei stato messo in lista perché insomma conosci qualche artista oppure devi andare là dal pomeriggio e sperare di comprare il tuo biglietto. Giusto, noi entreremo perché conosciamo te. Questo. Voi siete assolutamente a 360 gradi ospiti della grande. No, detto questo, quindi arrivate presto, soprattutto se arrivate da fuori, dormite, piuttosto partite domani mattina e dormite 4 ore là davanti perché ci sarà veramente una ressa incredibile. Sì, no, veramente. Tutti invitati, se non sbaglio inizia alle 8 il live. Sì, inizia alle 8:30, quindi sono molto puntuali, quindi inizieranno proprio i live alle 8:30, quindi i cancelli apriranno alle 8. Anche perché l'ora per spalmarvi là davanti. Sì, anche perché con quel numeri lì se si inizia dopo si finisce più. Finisce alle 7 di mattina. Quest'anno, tra l'altro, insomma, veramente anche a livello di backstage vi assicuro che c'è del folklore. Ci ascoltiamo un altro pezzo dei One Mic questa volta. Il mare se ne frega, ti lasciamo così almeno non so, hai già mangiato? No, ancora no, però insomma ne valeva la pena. Vai a mangiare, dai. Grazie mille, ti ringraziamo tantissimo per l'opportunità. Io ringrazio voi davvero per la possibilità, quindi saluto voi, saluto tutti gli ascoltatori della radio, rinnovo tutti a seguirci ancora su internet e soprattutto alle date live, passeremo anche presto da Milano a novembre al Tunnel, quindi state incollati alle nostre pagine, veniteci a trovare, ovviamente voi di WH siete invitati a 360 gradi. Io non verrò. WH, la trasmissione a 360 gradi. Sì, ragazzi, questo è lo slogan, per le prossime puntate sarà il vostro. Assolutamente. Ti ringraziamo, Grazie, ci andiamo a ascoltare. Vai, One Mic. Yes. Alla prossima speriamo in studio, dai ragazzi. Sì, ti aspettiamo. Ciao. Saluto, ciao a tutti, ciao. Se ne frega è pieno di sé, la pioggia lo sfiora.